Mister, grande partita, grande vittoria, quest'oggi in chiave salvezza, come hai detto anche in settimana, era giusto vincere quest'oggi contro una squadra comunque non facile. No, era giusto fare una grandissima prestazione, poi vincere è una conseguenza, è quello che ho detto a loro. Io poi ho chiesto ai vecchiotti prima della partita un favore e me l'hanno fatto, dopodiché poi devo sdebitarmi io con loro. Che è un kebab, quanto? 5 euro l'uno, però sono tanti, nel Minchia, senso, però siete in 20, cazzo, 100 capito, euro, vabbè, ok. Beppe, hai fatto un gran gol, alla fine ci hai creduto anche se il portiere l'ha ribattuta subito, hai visto subito, diciamo, hai colto l'occasione sulla ribattuta, hai una dedica per questo gol? E sì, lo volevo dedicare a tutti i tifosi che anche oggi sono venuti a vederci, che ci sostengono sempre anche da fuori e che è una cosa fantastica secondo me. E poi alla squadra che è sempre unita, anche se siamo gente che lavora, è sempre sul pezzo, arriva sempre puntuale e siamo un bel gruppo, sono contento, sono proprio contento. Mhm. Anche io, sì, no, ma merito onore a loro che sono fantastici perché oggi hanno dato una risposta importantissima perché io avevo il timore dopo Lavagna che ci fosse un calo, invece mi hanno garantito prima della partita, perché poi sono loro a tranquillizzare me. Io sono sempre abbastanza teso, quando mi vedono mi dicono tranquillo mister, che oggi sarà una gran partita. Era difficile incontrare loro, entro sul tecnico, quindi tu te ne puoi andare. Dai! Entro sul tecnico nel senso che loro con questo 3-4-1-2 potevano metterci in difficoltà, invece loro hanno una grandissima capacità, quella di adattarsi all'avversario e in poco tempo capire come andare a prenderlo. Abbiamo provato in settimana, anche se teoricamente, perché purtroppo è venuta una bomba d'acqua venerdì e non abbiamo provato, sabato abbiamo fatto la rifinitura, ma come sempre mi hanno sorpreso. Io vorrei veramente fare un elogio a loro, non è che lo faccio per fare il para... sì, però sono veramente bravi, nonostante il risultato, perché poi poteva finire come doveva finire, però sono veramente fantastici e la dimostrazione sono questi ragazzi che vengono qui finita la partita sotto la doccia che continuano a tifare, che è bellissimo, qualcosa di straordinario. Mi riallaccio al discorso del derby, noi abbiamo festeggiato il derby non nel pareggio, perché qualcuno può aver capito male. Io ero incazzato di non aver vinto, ma loro meritavano di essere celebrati perché erano sotto un tombino a tifare. Vero. E devono essere celebrati. Ed erano anche in tanti. E io non posso immaginare quello che poteva succedere quest'anno se ci fossero stati gli stadi aperti, perché sarebbe stata una cosa fantastica. Quindi un grazie particolare ai tifosi, non è una leccata di sedere, ma veramente grazie mille perché vi sentiamo. Vi sentiamo e oggi, finito il primo tempo 0-0, ci ha dato una carica enorme per andare a vincerla. E grazie a loro anche che siamo riusciti a vincere la partita. Mister, un primo tempo un po' difficile, nel senso che comunque l'Arconatese si è data da fare, ha creato diverse occasioni, ma voi siete riusciti a tenere botta, tra virgolette, e poi nel secondo tempo invece siete entrati in campo forse più motivati, più decisi anche per ottenere questa vittoria. Si è dato da fare il primo tempo, si è dato da fare il secondo. Tra il primo e il secondo tempo non vi dirò mai quello che ci diciamo tra di noi perché è troppo privato. Fate quello dire da Beppe, loro poi sono i protagonisti, io cerco di fare meno danni possibili, quindi... No, noi, oltre il lavoro che ci fa fare il mister, il lavoro di Fiani ci aiuta tanto perché comunque arrivare al secondo tempo, dopo tutte queste partite che stiamo giocando, con una gamba ancora bella piena, non è facile. Io sono contento perché il secondo tempo mi sentivo ancora la gamba per andare, che per me è la cosa più importante, e quindi ringraziamo anche particolarmente lui per il lavoro atletico. Sì, E per quello tattico te, mister. Ma no, ma a me, quando si vince io sono bravo. Vabbè, normale. Certo, quando si perde non capisco niente. Infatti mercoledì qua tu sappiamo. Ecco, da me certo, non so. Mister, io volevo chiederti anche per quanto riguarda l'ingresso di Maltesi, un grande ingresso, si è reso veramente pericoloso, non è la prima volta, non è una sorpresa di Maltesi, tu come lo giudichi? Ma io giudico la partita del primo tempo molto positiva, anche Minasso ha fatto secondo me un primo tempo molto positivo. Ha fatto salire la squadra. Sì, ha fatto salire la squadra, ha tenuto palla, ha fatto un bel lavoro. Poi è chiaro, questi ragazzi sono del 2001, è normale che poi hanno un calo, no? E abbiamo le armi giuste per poter affrontare da qua alla fine un campionato importante. Importante significa per noi riuscire a raggiungere la salvezza
il prima possibile, così mi levo questo dente, no? Sì, perché non dormo per quello. Dopodiché vediamo, dai, vediamo, nel senso che quello che è successo in settimana con la società, io sono straconvinto che la società abbia capito, no? Quelle che sono le nostre intenzioni, ci ha sempre messo in condizione di fare il risultato, di tenerci e sicuramente mi sosterrà e nello stesso tempo mi aiuterà nell'ampliare la rosa, ne sono convinto. Quindi smettiamole con queste robe di punta, non punta, che noi abbiamo tutto quello che ci manca, l'ho detto anche in settimana, è una rosa un po' più ampia, con qualche elemento che quando Beppe non c'è, che quando Tizio non c'è, che quando Edo non c'è, ci dia una grande mano, ma smettiamola, se no se volete parlare di altre cose, tirate fuori i soldini voi e comprate Ibrahimovic, chi c'è? Ma c'è Manzo, chi c'è? No, è andato al Milan, poi chi? Quindi basta, dai. Va bene. Grazie mister, grazie Beppe. Forza Imperia! Forza Imperia!